trovato una squadra organizzata, una squadra che ha qualità, quindi insomma, sono ancora più contento perché abbiamo fatto un'ottima gara con i ragazzi che hanno giocato un pochettino meno, però hanno fatto bene, insomma, sono contento. Soprattutto ho visto la squadra molto unita e contenta del gol di Leo Tavares, tutti uniti, hanno dimostrato di risultare con il ragazzo. Sì, per me è un giocatore fondamentale, è un giocatore che ha grandissima qualità e siamo stati tutti contenti che abbiamo realizzato questo gol perché se lo merita, perché ha lavorato sempre bene, quindi lo spirito deve essere uno spirito di gruppo che ci può dare dei risultati importanti. Se vai a lavorare solo individualmente delle difficoltà le puoi trovare, invece mi sembra che sia un gruppo molto unito. Anche oggi mister L'Ancona ha dato dimostrazione di avere una certa superiorità tecnica, no? Abbastanza evidente rispetto al Fano. Cioè, nel secondo tempo è emersa questa cosa. Ha fatto bene, dai, ha giocato bene. Si è fatto sentire, mister, perché si è vista proprio la differenza, l'allenamento primo tempo quasi, poi... No, è che dire, si è fatto un po' sentire, diciamo ufficialmente. Non gli ha dato la sveglia? No, si sono svegliati da soli. Ripeto, anche inizialmente abbiamo avuto secondo me 2 o 3 palle, soprattutto una ripartenza con Willy, con Pizzi che se mette la palla a cazzola probabilmente eravamo già in vantaggio nel primo tempo, se ve lo ricordate. Mister, me la ricordo quella lì, a proposito di questa, è un'impressione mia, non so se forse nel primo tempo qualcuno ha dato un po' l'impressione che si doveva far vedere un po' a tutti i costi. Quello che vi ho spiegato tra il primo e il secondo tempo, cioè, lo spirito deve essere uno spirito di squadra, nel momento in cui non c'è qualche difficoltà viene fuori, perché se tu pensi in maniera egoistica di risolvere la partita per conto tuo, probabilmente hai delle difficoltà in più, mentre se lavori come abbiamo lavorato anche al secondo tempo, ma anche il primo tempo lo stesso, in maniera giusta, lavorando uno per l'altro e sacrificandosi uno per l'altro, io dico che questa è una squadra che farà molto bene.